spirituale non è prendere il volo e andare sopra le nuvole, ma è davvero come dire, instaurare un rapporto così di dialogo, ma anche di arricchimento per lui con il contesto che viveva. Ha saputo intavolare un rapporto diretto con la cultura, non la cultura così sofisticata montata per aria, ma la cultura che è il vissuto fatto di tutte le componenti del vissuto, bellissimo rapporto, dialogo tra il passato che è anche risorsa per il presente, tra persone con le quali entrava in rapporto e il dato della fede e quindi il fondamento della fede che è Gesù Cristo. È anche un racconto della vita. È un po' come Gesù che vede la donna che impasta, che fa il pane impastando farina, acqua e lievito, e questo lo fa diventare un racconto proprio anche del regno di Dio, del regno del cielo. È una scelta pienamente evangelica e lui lo spiega. Ecco perché il tema che è stato posto sul nostro percorso di oggi è un po' un paradosso, la forza della mitezza. Ecco, è lui, Papa Gian Albino Luciani, che collega l'umiltà e la spiega con la mitezza. Perché? Perché è l'ispirazione evangelica a cui lui si riferisce, quando in Matteo 11:29 dice: imparate da me che sono mite e umile di cuore. La mitezza dice il rapporto con gli altri, come io mi rapporto e comunico e condivido con gli altri. Nei suoi scritti, quando lui si paragona alla polvere, ma si paragona, io sono la polvere, no?
sempre sarà con te. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria qua giù. Fede, speranza e sul retro carità. Poi lo scarabocchia un po', ma con una scrittura minuscola e molto precisa. Fatto curioso, nel 56 fa quei 3 appunti, vuol dire che per lui quella che prima abbiamo chiamato l'umiltà vista, sentita con l'altra accezione della mitezza in riferimento al detto di Gesù, sta alla base, è la prima catechesi che lui ha tenuto del mercoledì durante il suo pontificato. A seguito di quella ha tenuto le altre 3 virtù, fede, speranza, carità, quindi quel foglietto del 56 viene buono a ricordare il magistero. Ed è interessante questo, che lui va all'essenziale un po' della fede, anche come ne ha parlato, sia dell'atto di fede, sia dell'atto di speranza, di carità, dicendo che lui li diceva più volte ogni giorno. Mi premeva sottolineare questo essenziale che per lui è stato, come dire, un po' tutta il suo servizio come prete, il suo insegnamento, il suo magistero attorno a queste 3 virtù teologali, perché sono il nostro dicono intanto la chiamata di Dio, fede, speranza, carità, è Dio ad aprirle davanti a noi, perché come dice anche nei testi che avete, la fiducia in Dio Padre, Madre, è proprio l'origine della fede, e la fede quindi è dono di Dio, ma è anche il nostro aprirci a Lui, così la fede, così la carità. Facciamo esperienza di un Dio che è misericordia, che è Padre, che è Madre, ma Lui dice è Gesù che con la sua mitezza, che la mitezza di Gesù non è soltanto una qualità, è tutta la vita di Gesù, e cita proprio in quella forma molto, molto immediata, bella, molto figurata, cita continuamente la scrittura, quindi lui si rivolge ai predicatori, è nella Quaresima del 61 e dice immaginate un ecclesiastico che sale fieramente il pulpito e s'abbandona ad una stereotipa e noiosa tirata di luoghi comuni, sentiti 100 e 100 volte dal popolo. Sentite come si mette dalla parte delle... O che assumendo la posa di un Jupiter tonans dissimula la vacuità delle idee con un tono aggressivo e fulminante,
o involgendo in un biasimo comune tutti i suoi uditori. Gli è mai capitato? I fedeli erano venuti a chiedere il pane per le proprie anime e ricevono invece una pietra. Dite quanto è plastico e quanto è concreto. Erano venuti a cercare la pace ed il conforto e si riempie il loro cuore d'amarezza e di irritazione. Il ministro di Dio dovrebbe prefiggersi qua regola inviolabile di tutta la sua vita di non disonorar mai la cattedra di verità, portando su di essa la discussione dei suoi lagni personali. Vedete la fermezza e la forza della sua mitezza? Schietta. Dice, e questa è una questione del cuore, mite e umile di cuore, dice Gesù. Non raggruppati come questi, ma più lasci qua e là. Questa è la ludula nivea, questa è la ludula albida. Albida? Sì. Grazie mille. Vediamo ancora oggi quanto è comodo avere questa banca davanti per fare un piccolo esempio. La scuola dei battuti nasce proprio per questo, per l'accoglienza ai viaggiatori. L'epoca in cui nasce la scuola dei battuti, la confraternita, era tutt'altro che un'epoca facile. C'erano discordie sia a livello personale sia fra città e città. I confratelli dei battuti, che erano laici, persone comuni come noi, con la loro vita, la loro famiglia, il loro lavoro, decidono di unirsi per fare insieme opere di preghiera, di penitenza e soprattutto di impegno sociale. In sostanza l'idea dei battuti è questa: non possiamo intervenire sui grandi eventi, sulla politica, su chi decide le cose, però nel nostro quotidiano di ogni giorno possiamo fare il nostro possibile per evitare o almeno ridurre le discordie. E così nasce questa confraternita che promuove, oltre alla preghiera e alla penitenza, appunto l'accoglienza ai bisognosi. Tutti voi, a noi fa veramente tantissimo piacere vedere tanta gente. Certi hanno già visitato Vallada, certi sono già passati, quindi mi auguro che
questo passaggio vi possa lasciare qualcosa, vedere un territorio diverso. Pochi anni fa nessuno di noi avrebbe creduto di riuscire a riportare questa scuola in queste condizioni, ma perché ci siamo riusciti? Siamo riusciti proprio perché la comunità è forte, perché la comunità crede nella forza e si è messa assieme, ognuno con i propri ruoli, piccolo o grande che sia, e abbiamo portato a questo. Poi La provenienza non è un fattore, l'abbiamo sperimentato nel cammino, di presa di distanza o di... no, le provenienze, la diversità, la ricchezza di esperienze che ciascuno porta con sé è proprio quello che costituisce quello che il sindaco opportunamente evidenziava come la comunità, insomma. Ci salva la comunità. Capisco perché anche nella nostra esperienza ecclesiale noi l'abbiamo anche in un qualche modo voluta sperimentare. Il concilio dice: Dio salva unendoci al popolo, cioè non ci si salva perché io me la cavo, ci si salva proprio insieme, appunto formando comunità. La comunità trova posto per tutti, la comunità insomma valorizza quello che ognuno è. Questo è l'originalità e la specificità dell'essere comunità. L'essere comunità è invece quello che tu sei. Dialogava per interpretare il presente, per offrire al presente opportunità. È molto interessante questo suo metodo di Luciano. Passo
portare l'orzo, perché una volta caffè non era, allora si tostea l'orzo e si fa l'orzo da caffè. Sì, il caffè con l'orzo. Là sotto le tutte formine per le scarpe, per gli scarpetti, esatto. Che bello. Qua così stavamo pedambre con i ramponi, che le Stara. Questa chiesa, voi venite dalla chiesa di San Simone, che è il primo nucleo, è il primo luogo sacro della Valle del Bioris. Ecco, questo è il secondo, qui alla metà del 400 Cristo, l'Agazio ha voluto erigere in piede tutto questo territorio che è la Valle del Bioris Humilitas, perché lui, come il Battista, avrebbe dovuto scomparire per far crescere Cristo. Divenuto vescovo, il 5 gennaio 1958 entrava dalla porta di questa chiesa, bardato con il manto di ermellino e la famosa coda che usavano i vescovi fino al concilio, vestito di tutto punto come si usava nel cerimoniale, sale sull'altare, inizia la messa e poi comincia a dire: io sono la pura e povera polvere. Su questa polvere il Signore ha voluto scrivere. Lui si è scelto il motto humilitas, quindi umiltà, che significa anche tenere i piedi per terra, sull'humus, sulla terra, ma anche 3 stelle, la fede, la speranza e la carità. Dopo Agordo, che era diciamo il capoluogo principale, il canale era il capoluogo del soprachiusa, cioè di tutto l'Alto Agordino, da Cencerighe in su compreso. Gli edifici principali sono piuttosto, non dico nobili perché è una parola grossa, però insomma molto decorosi. Ecco, guardate che tutte le case antiche erano esattamente così, povere anche se si vuole, ma estremamente curate. Guardate le ostole, le travi del tetto, come sono rifinite bene. Anche gli angoli delle case sono tutti fatti a graffito, spesso erano anche raffigurati uccellini, cose di questo genere qua. Erano tutte così. Era un centro minerario, quindi anche c'è la porta per dire del 1500-1600, tradizioni del minerale, santi protettori in maniera molto pratica. Sant'Antonio Abate perché proteggeva le bestie, no? San Francesco, per la povertà francescana, è entrato molto anche nelle case. San Giovanni Battista, San Simone. I tabiai sono tutti di pietra al primo piano e di legno sopra. Alla base sono le stalle e sopra il deposito del fieno. Questa è la casa delle regole. Siccome anche vediamo qua così, lasciamo passare il traffico.
Qui abbiamo una piazza che è la continuazione della tradizione degli affreschi. Questi sono quelli antichi del 1640, ma poi ci sono quelli di Giuliano De Rocco, eccoli qua, che raffigurano l'emigrazione e la prima guerra mondiale. Di padri di famiglia che governavano in maniera democratica il paese, decidevano sulla costruzione delle piazze, delle strade, dei ponti, delle chiese, e che addirittura facevano i contratti con i sacerdoti. I sacerdoti erano assunti dai regolieri con un contratto di 1 mese di prova, se andavano bene venivano tenuti, se andavano male venivano, ecco, perché poi venivano pagati anche dalla popolazione e quindi insegnavano a leggere e scrivere. Si riunivano a prendere queste decisioni talvolta all'interno della casa delle regole, che l'inverno soprattutto aveva una bella stua ampia.